Sì, hai detto bene, sono cresciuto qua in Proloco a Combay, ho lavorato qua da tanti anni come volontario e trovarmi qua a inaugurare l'80ª edizione di questa festa c'è tanta emozione, tantissima emozione. Il mio grazie va ovviamente alla Proloco e al paese che si prestano ad accogliere tantissima gente, tantissimi turisti in questo periodo autunnale, dal mese di ottobre fino al 3 di novembre. Un grazie particolare anche ai castanicoltori che sono coloro che mantengono i nostri boschi e producono, fanno sì che possiamo noi degustare il nostro prodotto d'eccellenza, il marrone IGP di Combay, e quindi un grazie a tutta questa comunità che insieme sa fare squadra per questo evento. Beh, l'invito loro lo sanno già che devono continuare e far meglio di quello che ho fatto io. Di conseguenza penso che la Proloco in Combay abbia una continuità forte e ben resistente, perché è un gruppo di giovani molto preparato e pieni di voglia di fare per il loro paese. No, guarda, ce ne sarebbero troppi, perché 26 anni è una mezza vita quasi. Di conseguenza io li ho vissuti molto bene, sono stata insieme a tutte queste persone che mi hanno voluto bene e io ho voluto bene a loro, ma abbiamo lavorato tutti per la stessa cosa, il paese nostro che ci appartiene. Beh, le novità non ce ne sono proprio eclatanti, ma però ogni anno facciamo qualcosa di nuovo, perché le mostre delle pitture e scultura, la mostra delle radici, il simposio, il Boscart, tutte queste cose qua si ripetono, ma sono sempre nuove ogni anno, perché è un'evoluzione e l'evoluzione va in miglioramento, non in bruttura, insomma.